Bentrovati, buona giornata, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport, Veneto Globe per quanto riguarda la nostra video web, diciamo così, web TV, meglio dire, e naturalmente canale 95 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24 che poi potete tranquillamente vedere anche su tutto il nord Italia con propagini in Emilia Romagna e nelle Marche. Oggi la regia di Vincenzo Russo ci cambia un po' di inquadratura, ma ci siamo. Eccoci qui pronti ad iniziare. Cominciamo con la Serie A. Coppa Italia, avete visto ieri sera le ultime partite, vi racconto quello che è successo nelle giornate precedenti. Lazio batte Novara 4-1, Sampdoria Milan 0-2, quindi passa il Milan. Bologna-Juventus, anche qui vittoria esterna della Juventus per 2-0. Torino-Fiorentina pure vittoria esterna della Fiorentina 2-0. L'Inter dilaga nello stadio vuoto 6-2 contro il Benevento, Napoli batte il Sassuolo 2-0. Ieri sera Cagliari-Atalanta, vince l'Atalanta per 2-0 in Sardegna e la Roma dilaga 4-0 contro l'Entella. Ora tocca alla Supercoppa che questa sera si gioca a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan. Vinca il migliore, anche se Rino Gattuso può sperare forse qualcosina in più, visto gli infortuni e visto le mancanze nella Juventus. Andiamo alla Serie B dove si ritorna in campo nel fine settimana, cominciando anticipatamente venerdì con Palermo-Salernitana, poi sabato vediamo le nostre, le Venete, Crotone-Cittadella e il Cittadella deve ritornare a macinare punti, domenica derby anche tra Padova-Verona, attesissimo, e lunedì poi il Venezia di Zenga andrà alla Spezia. In Serie C, nel girone B, anche qui si torna in campo in questo weekend, Pordenone Albino Leffe, Triestina Rimini e Vicenza Renate sono le partite che interessano naturalmente Venete e Friulane. La Serie D con la 19ª giornata nel girone C ha regalato un punto ancora alla formazione di Checco Feltrin in Friuli contro il Chions 1-1, mentre la sconfitta a Trento del Trento contro il Sandona di Piave è costata alla panchina al tecnico De Paola e al direttore sportivo Gizzarelli. Al suo posto, al posto di De Paola, arriva Bodo che affronterà domenica tra l'altro il Charlins Musane di De Agostini, con cui il tecnico ha lavorato assieme. In bocca al lupo. Eccellenza, girone B, qui siamo alla 17ª giornata, le nostre telecamere domenica erano a Pieve di Soligo per Eclisse Careni Pievigina Istrana e allora andiamo a sentire l'intervista con il giocatore Tibolla in tribuna, tra l'altro domenica, a scontare una giornata di squalifica. Eccolo ai nostri microfoni. 5-1 abbastanza pesante, loro avevano un po' mollato, però buona prestazione dell'Eclisse. No, ci voleva soprattutto dopo la partita che abbiamo neanche buttato via domenica, però erano punti importanti, potevamo averne 6. Ci teniamo stretti questi 3, adesso abbiamo 2 partite molto toste, quindi ce li teniamo stretti, è una buona partita e prestazione. Però dicevamo che non sapeva chiuderla l'Eclisse la partita, oggi invece sul 2-1 loro hanno tentato il 2-2, si sono un po' sbilanciati e poi l'avete chiusa. Sì, no, oggi siamo stati bravissimi, secondo me sotto questo punto di vista l'abbiamo chiusa e infatti i punti arrivano. E dalla parte sinistra abbiamo finalmente visto questo Canzian che fa dei cross deliziosi che sono solo da buttare dentro. Sì, no, ci voleva il rientro di Nicola perché è un giocatore fondamentale per questa squadra e un giocatore fondamentale per questa categoria, quindi sono contento anche perché sì, siamo tanto amici e lo vedevo soffrire perché sì, non è mai bello quando ti rompi, quindi sono contento per lui, dai. E tu sarai doppiamente contento, intanto ti facciamo i complimenti per essere papà. Eh sì, l'emozione più bella, il gol più bello è stato quello e sono contento, dai. Comunque fanne altri adesso, eh? Adesso proviamo, speriamo. A Tibolla naturalmente la grinta per segnare non mancherà nella continuazione del campionato. A proposito di campionato di eccellenza,
È arrivata l'ennesima farsa del Calcio Treviso e della società che gestisce questa squadra, perché è una società fantasma, è una società di cui sappiamo qualcosa, ma dietro c'è un po' di tutto. A casa Rocchi, questo signore che vedete, che aveva preso in mano la squadra, aveva anche detto insieme a questa società fantasma che puntavano direttamente al terzo posto. Adesso ha detto che con una squadra senza attaccanti e senza campi di allenamento non si può fare molto. Per fortuna l'ha capito adesso. Il posto comunque salta. Subito questa società aveva ritelefonato a Pasa e a Graziano, si sono sentiti dire di no, naturalmente, per rientrare, e allora adesso staremo a vedere che soluzione prenderà questa società per dare un tecnico nuovamente a questi ragazzi che vanno in campo. La colpa non è dei ragazzi, sicuramente, che è una rosa striminzita, come dice Rocchi, però insomma la colpa è di tutt'altra persona. Bene, allora questo è il Treviso, lasciamolo, non avremmo mai voluto infierire così sul Treviso, però questo è, qui bisogna ripartire da capo, come abbiamo sempre continuato a dire, come continueremo a dire, per il bene del Treviso Calcio. Lasciamo il calcio per passare al basket, solo una puntatina veloce sulla TVB, vedete c'è la 17ª giornata che attende la De Longhi in casa contro il Bakery Basket Piacenza, si gioca alla Pala Verde alle 20:30 nella giornata di sabato 19 gennaio. Derby con il San Martino di Lupari che è costato caro al nuovo tecnico campagnolo del Ponzano, adesso si riprende e si riparte da casa, naturalmente dal Pala Cicogna. Altra sconfitta che pesa sicuramente per come è arrivata, perché bella partita fino ad un certo punto della Ruker Sanve in Serie B al Pala Saccon di San Vendemiano, poi crollo negli ultimi 2 quarti, che è un po' una consuetudine in alcune partite, lo è stata per la formazione di Marco Mian, che è ai nostri microfoni per sentire la sua disamina. Com'è andata? È andata che abbiamo buttato via una partita, cioè, ne ho viste tante, ne vedrò tante, e questa onestamente, dico la verità, faccio fatica anche a trovare le parole. Succede nella pallacanestro, però santo Dio, cioè, non voglio dire niente perché sono tanto a caldo, ripeto, si può vincere, si può perdere, fa parte del gioco, però onestamente devo capire che cavolo è successo, perché c'è stato proprio uno smettere di giocare, un cercare egoismi personali, e queste cose qua poi le paghi. Ti dico, per i primi 2 quarti una squadra super, una squadra che ha difeso nel piano partita, abbiamo fatto le nostre cose. Terzo quarto, per carità di Dio, loro hanno cominciato a fare quel press lì che ci ha messo un po' in difficoltà, non per perdere palloni, ma ci ha rallentato, abbiamo perso fluidità nel gioco, però bene o male, insomma, hai tenuto un margine dei 10-12 punti abbastanza costante. Poi non lo so, ripeto, devo vedere la partita per capire cosa è successo. La cosa che ho notato è che se vogliamo risolvere la partita senza passaggi o con un passaggio, perché vogliamo magari entrare in partita o cose del genere, alla fine le paghiamo care, e questo fa male, questo onestamente fa molto male. Però insomma prendiamo atto e niente, ci guarderemo negli occhi e capiamo e cerchiamo di risolvere questa cosa qui. Molto deluso chiaramente Marco Mian, perché come vi ho detto la partita è sfuggita proprio di un soffio alla formazione trevigiana e c'era la possibilità di continuare una striscia positiva importante. Lasciamo il basket per passare all'Imoco, che è vittoriosa domenica al Palaverde contro Monza, e allora ieri abbiamo ascoltato Santarelli in conferenza stampa dopo la partita insieme a Melandri che l'aveva raggiunto. Noi vi avevamo promesso l'intervista di Melandri nostra sul parquet che avevamo realizzato con l'ex scudettata di turno, e allora noi siamo fedeli. Eccola qui, Laura Melandri. Sì, assolutamente, per me è un po' tornare a casa, perché insomma l'anno scorso è stata una stagione molto intensa in cui ho avuto modo di legarmi tanto, insomma,
non solo alle giocatrici ma anche a tutto il pubblico che riempie questo palazzetto, e quindi sono molto contenta di essere tornata, molto emozionante. Lo scudetto non ce l'hai lì, ma ce l'avrai sulla canottiera, immagino. L'ho guardato per bene, l'ha appeso e sono felice. È un po' tanto anche tu. Proprio bene, ci sta bene, ci sta bene. Senti, avete giocato una bella partita, al di là di come sia andata, poi non so, dicevo anche al vostro coach, al di là di quello che è una gran pallavolo, avete messo tutte e due le squadre. Sì, credo che loro abbiano imposto molto il ritmo di gara e noi, a parte il terzo set, siamo sempre stati un po' a rincorrere. E sicuramente sono una squadra fortissima con una panchina lunghissima, sono tutte titolari e questo sicuramente a noi ci ha dato un po' di fastidio nel momento di difficoltà, insomma. L'ingresso di Fabris ha cambiato il loro ritmo, ecco, e quindi niente, secondo me all'inizio dobbiamo fare altre 2 partite, quindi adesso capiremo dove abbiamo sbagliato e cercheremo di fare meglio. Però la Melandri, che ci ha dato tante soddisfazioni, la si è vista in 4-5 muri che ci hai fatto male. Grazie, sono contenta, dai. Crepi, grazie mille. Grazie. Ciao. In bocca al lupo a Laura Melandri, chiamata Mela, e allora in bocca al lupo la rivedremo, perché adesso, come ha detto lei, ci sono 2 partite ancora con Monza, la prima domani sera, la seconda poi domenica, e qui ci si gioca la Coppa Italia. Insomma, sono partite importanti che avranno sicuramente una importanza per la stagione sia dell'Imoco ma anche in questo caso di Monza, della Saugella. Lasciamo la pallavolo, passiamo alla Benetton, passiamo al rugby. Sabato pomeriggio a Monigo il Benetton Rugby ha vinto contro Agen per 38-24 al termine di una buona prestazione dei trevigiani, che hanno raccolto 5 punti e ora attendono l'ultima gara con Grenoble. Ci sarà da vincere sempre con il bonus, sempre con i 5 punti, e poi sperare naturalmente in qualche risultato utile delle altre squadre del girone. Potrebbe esserci, ma naturalmente ci auguriamo di no, potrebbe esserci questa beffa di non riuscire ad arrivare in questa finale, che sarebbe veramente un grande risultato nella Challenge Cup per la Benetton, proprio per un soffio e proprio, se vuoi e se volete, per la sconfitta subita ad Agen appunto dal Benetton. Questo che vedete è Abraham Stein, tratto dal nostro archivio, perché lui e Herbst hanno prolungato il loro contratto con i trevigiani, quindi sono ancora confermati e sono ancora giocatori del Benetton, che naturalmente sta facendo una signora rosa anche per la prossima stagione, avendo già anche confermato Snyman, e nei prossimi giorni arriverà anche la conferma ufficiale di Casa Benetton per quanto riguarda l'altro giocatore, l'irlandese, che la stampa irlandese, la stampa d'oltremanica, ha già ufficializzato al Benetton. La Benetton lo ufficializzerà nei prossimi giorni. Bene, con questo noi abbiamo concluso la nostra edizione odierna, il nostro spazio sportivo di oggi, con venetoglobe.com, la nostra web tv dove potete trovare tutto in modalità on demand, e naturalmente ogni sera 19:40, poi in replica nella nottata, sempre sul canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questo è il canale 95, poi nei prossimi giorni vi prometto vi darò anche gli altri canali per quanto riguarda il nord Italia, dove si vede e si sente Caffè TV 24, con naturalmente anche Emilia Romagna e Marche. È tutto, buona serata.